Michela, siamo qui nella tua Cesena, tra l'altro abbiamo visto protagonista di questa stagione, hai vinto anche la classifica Mazzoni dell'Emilia-Romagna 2018, ma quali sono le vittorie recenti che hai più nel cuore? E ricordiamo che hai sfiorato anche la vittoria nel Gentleman Master Anna Maria Grassi. Sì, mi sono divertita tanto, per fortuna il sorteggio è stato fortunato con noi, quindi avevo sorteggiato Uragano e quindi era più semplice, diciamo così, perché comunque lo conosco molto bene e ci troviamo bene tutte e due, quindi andando una volta andata in testa era molto semplice, insomma il cavallo stava bene, quindi è andata così quella. E la seconda corsa invece sono arrivata seconda con il cavallo di Congiu, sono andata in testa e poi è arrivato il favorito e quindi ha fatto una bellissima corsa anche lui, con un buon secondo posto. E poi nella finale, visto che ero prima a scegliere a livello di punteggi perché avevo un primo e un secondo, ho scelto Tipica Daghi perché comunque mi sembrava superiore. Però queste sono corse che comunque partenza con i nastri, qualche problemino magari lo puoi sempre trovare, la partenza non è venuta proprio benissimo, però mi sono divertita tanto, la cavalla ha corso bene, comunque sono arrivata seconda. Ma altre vittorie che hai nel cuore? Beh, Uragano mi sta dando tante soddisfazioni perché comunque a Bologna ho vinto una bellissima corsa con i nastri che lui non aveva mai corso, comunque i cavalli del momento, Osiri Deron che comunque ha 11 anni e l'ultima che ha vinto, poverino, dopo il palo mi è rimasto zoppo e quindi sono quelle soddisfazioni immense perché lui ti dà veramente il cuore quando corre. Poi avevo un cavallo del cuore che si chiamava Luke, che anche con lui mi trovavo molto bene. Sono quei cavalli che comunque ti prendono perché magari qualche problemino, anche lui stava sempre male, aveva dei problemi di stomaco, quindi sono quei cavalli che hanno bisogno di più attenzioni, quindi ti rimangono più nel cuore e quando vinci hai più soddisfazione. Parliamo anche del lavoro con Salvatore Valentino, compagni nella vita e anche sul lavoro. Non è facile, 24 ore su 24, dopo 20 anni che stiamo insieme. No, a lavorare comunque ognuno dice la sua, è ovvio, però lui è sempre la mente, io sono più il braccio, lui per i partenti, insomma lui fa tutte le cose tecniche, poi lavora, insomma lavoriamo sempre i cavalli insieme perché abbiamo un modo di lavorarli che mai da soli, sempre in compagnia perché comunque gli diamo coraggio, è una nostra abitudine, l'abbiamo sempre fatto perché il cavallo nervoso sta più tranquillo, il cavallo che ha poco coraggio prende più coraggio, è una nostra abitudine, ci troviamo bene, lo facciamo sempre. Quanto conta a tuo parere l'aspetto emotivo del guidatore sulla prestazione del cavallo? Beh, tanto, perché se tu sei nervoso il cavallo se ne accorge. Ovvio c'è il cavallo molto tranquillo che magari non gli interessa più di tanto, però se hai un cavallo nervoso e tu sei molto nervoso il cavallo se ne accorge. Ovvio che parliamo di magari un cavallo giovane più che un cavallo vecchio e poi si accorge, come ti posso dire, una persona che non è molto pratica forse, no? Allora essendo nervoso tu magari fai dei movimenti strani e il cavallo se ne accorge. Però la differenza, perché comunque poi sono anche abituati, i cavalli vecchi specialmente, comunque cambi guida, il superfrustino, insomma tutti questi trofei cambiamo molto spesso guide, però ci sono cavalli che difficilmente si abituano a cambiare la mano e hanno bisogno sempre di una persona che li guida o che li allena. Adesso facciamo un po' di passi indietro, parliamo della tua infanzia, com'è stata e soprattutto chi sono le persone particolarmente importanti per te. Ma io sono di origini marchigiane, sono praticamente adottati in Emilia-Romagna perché finito gli studi siamo venuti qua in Romagna, però mio babbo ha sempre lavorato a Bologna fin da ragazzo, insomma, quindi abbiamo girato parecchio e quindi ho iniziato con mio babbo perché mio babbo ha sempre avuto i cavalli in scuderia, è sempre stato allenatore, quindi ho cominciato con lui. Da premettere che il mio esame lo fece a Milano. Tutto bene, teoria bene, la pratica sembrava bene, invece mi richiamano dicendo che per cavallo ingiudicabile mi mandavano a Napoli a fare insomma un'altra corsa per vedermi in pista com'ero perché lì non avevano capito, perché mi sbagliò dietro la macchina, io fermai e quindi rimasi indietro, quindi non erano stati in grado di giudicarmi. E quindi mio babbo non voleva assolutamente non andare a Napoli perché tanto ti vogliono bocciare, cosa vai a fare? Invece tutti mi dicevano vai perché comunque ero stata brava nel corso a Bologna, nelle prove, quindi mi dicevo perché non andare? E mia mamma disse no ti accompagno io, andiamo insieme. Mi accompagnò lei e poi andò tutto bene. Quindi ho preso la licenza nel 99 e quest'anno a dicembre faccio 20 anni. Tra l'altro tu puoi guidare anche nei professionisti perché hai raggiunto già la soglia di vittorie, ma
è nei tuoi obiettivi anche guidare solo nei professionisti oppure non ci hai pensato? No, non ci ho pensato. Capita ogni tanto quando magari abbiamo due cavalli nella stessa corsa, che Salvatore ne guida un altro, oppure se lui è appiedato, però no, non è la stessa cosa onestamente, anche perché nelle corse gentleman ci divertiamo, siamo tra di noi e secondo me è diverso. Nei professionisti, prima cosa, non dobbiamo dar fastidio, perché per loro è una professione, per noi è un divertimento, anche se comunque io ho scuderia insieme a Salvatore, quindi diciamo che tra virgolette è un lavoro. Però non mi sembra giusto, perché comunque noi siamo meno esperti, meno pratici, anche un bravissimo gentleman non può essere mai come un professionista, quindi abbiamo un modo diverso anche di guidare secondo me, che i mezzi professionisti non va bene. Io cioè, mi ritengo di dire la mia, ci corro, ho vinto a Milano perché era nella corsa professionisti, io guidavo Uragano, Salvatore guidavo Osiride, ho vinto io, però una bellissima soddisfazione intendi, però secondo me non è giusto. Avete fatto anche un'estate in Francia. Corsi con Osiride, che arrivai terza, bellissima esperienza perché comunque è la prima volta che correvo sul Mer con i nastri, insomma tutta un'altra corsa. Poi mi fecero fare una corsa a Mazzoni con un cavallo di là, che avevano bisogno di una donna, non ne avevano tantissime e mi fecero guidare, quindi feci una corsa con la macchina, con questo qui, e arrivai sesta, là sono premiati fino al sesti, quindi mi regalarono un profumo, una grandissima festa per questa corsa a Mazzoni, quindi ho corso sia con la macchina che con i nastri perché è tutto molto diverso di qua. Vediamo sempre più le donne protagoniste, soprattutto in gentleman, ma com'è gareggiare alla pari con gli uomini? Perché è uno dei pochi sport in cui avviene questo. Ma forse noi siamo talmente abituati perché lo facciamo fin dall'inizio, perché comunque il corso è stato insieme a tutti i maschi, perché le donne all'inizio, ti parlo di 20 anni fa, non eravamo tantissime, adesso ce n'è qualcuno in più, però è un'abitudine che ormai comunque è un ambiente molto maschile, quindi siamo abituati a stare in mezzo ai maschi, però niente, comunque devi avere un carattere secondo me abbastanza forte, perché comunque ti mettono un po' sotto il tacco, diciamo così, però dopo tanti anni che guidi comunque io penso che c'è anche un po' di rispetto.